Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a questo incontro sull'apprendistato duale. Sono passati 10 anni dall'introduzione della legge che permette alle scuole di sperimentare questo strumento di formazione personalizzata che coinvolge anche le imprese e naturalmente gli studenti delle scuole superiori che tipicamente nel loro quarto e quinto anno sperimentano questo percorso duale tra formazione scolastica e lavoro in azienda. Il titolo di questa giornata 10 anni di apprendistato duale, bilanci e prospettive ci dà già l'obiettivo di questo incontro, cioè quello di fare un bilancio dell'adozione dello strumento, in particolare in Veneto ma anche in tutta Italia, e anche però di guardare oltre, di cercare di capire come è migliorabile questo strumento, come sarà conciliabile con le riforme che sta mettendo in atto il governo Meloni e cercare di capire anche come è migliorabile dal punto di vista territoriale. Abbiamo tantissimi ospiti, allora do subito la parola al professor David Lodesani, che è dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Città della Vittoria, scuola che è promotrice di questo evento e di questo incontro e che ha una notevole esperienza proprio in tema di apprendistato duale. Prego, professore. Ringrazio il sindaco di Vittorio Veneto, la professoressa Mirella Bagliana, alla quale non posso non riconoscere la costante vicinanza alle iniziative del nostro istituto. Ringrazio Flavio Salvador, vicepresidente Banca Prealpi San Biagio, per il fattivo contributo in diverse nostre attività, che pensiamo sempre più fattivo e sempre a più numerose attività. Ringrazio i nostri relatori, ringrazio Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, per i dati con i quali vorrà sostanziare le nostre riflessioni. Riflessioni che si concretizzeranno nelle testimonianze di nostri pionieri, cioè i primi studenti della Città della Vittoria formatisi con l'apprendistato. Testimonianze poi degli istituti Giorgi Fermi di Treviso, Sansovino Obici di Oderzo e della Fondazione Lepido Rocco di Motta di Livenza. Ecco, per queste testimonianze vissute, un grazie particolare, perché queste testimonianze sanno di lunghe ore di scuola, fra aule, laboratori, di mille aspirazioni, mille incertezze, esaltazioni, scoramenti, di quotidianità, insomma, di scuola. Sanno anche dei volti, delle voci dei nostri ragazzi, dei loro sorrisi, dei loro imbronciamenti, delle loro vite, e anche delle nostre, I nostri studenti. Ce n'è una delegazione del Città della Vittoria che saluto con particolare calore. E qui ripeto la frase di saluto dell'anno scorso: siate orgogliosi di tutto questo, perché siete voi la causa e siete voi la finalità. E non è poco, insomma. Non posso, però non voglio, concludere questo intervento introduttivo alla giornata senza una riflessione proprio su di loro. Non voglio mettere questa riflessione di fronte ai rappresentanti delle istituzioni, davanti all'onorevole sottosegretario, agli onorevoli, una riflessione che dia una cornice di senso complessivo all'iniziativa. La faccio con sguardo fermo, con la fronte alta, rivendicando alla scuola ogni sua prerogativa formativa, finalizzata a quel successo formativo degli studenti, che è la nostra stella polare, tanto difficile da raggiungere ma tanto imprescindibile, il successo formativo, il vostro successo formativo. Il pensiero finale è: finalmente posso andare di cuore, con un'immagine. Socrate, nell'Apologia scritta da Platone, parla di sé come un tafano che tormenta continuamente un grande cavallo che è Atene, perché Atene si adagia, perché Atene non ricerca la verità, perché Atene rimane si è sempre fatto così. E Socrate continuamente dice: ma è veramente giusto questo e sbagliato l'altro? Veramente chi dice di sapere sa e non è invece un millantatore? Ebbene, di questo tafano ne siamo bene a conoscenza tutti coloro che hanno a cuore le sorti della scuola, perché dalla mattina alla sera abbiamo il tafano di fare bene per i nostri ragazzi, perché è una enorme responsabilità quella sapere che un tassello importante della vita e del
qualità della vita dei nostri ragazzi è nelle nostre mani, nelle decisioni, nelle firme, nei tempi, nell'essere più coraggioso, nell'essere più prudente, nell'essere più visionario oppure nell'essere più permeato nella realtà. E quindi ecco, prima di dare ufficialmente il via ai lavori, rivolgo a tutti questo paradossale augurio, che questo tafano, cioè questo tormento di riuscire a fare sempre bene, sempre meglio per i nostri ragazzi, ci raggiunga oggi, raggiunga tutti e non ci lasci più. Grazie. Grazie Preside, grazie mille. Allora, la salutava anche il professor Lazzesani, la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Balliana, che prego di venire per un saluto, che è anche una docente, per cui sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto un ben trovati, un ringraziamento al dirigente Lodesani. Io lo voglio ringraziare tantissimo perché anche oggi la cura con cui è stato organizzato questo evento è significativo, è la stessa cura con cui lui stesso e tutti i docenti dell'Istituto Città della Vittoria seguono i ragazzi quotidianamente e quindi è simbolo, appunto, ripeto, della volontà di far crescere i nostri ragazzi. Saluto i ragazzi che sono presenti in sala, saluto tutte le autorità, il sottosegretario, l'europarlamentare Donazan, l'onorevole Donazan, Flavio Salvador della nostra banca territoriale, Banca Prealpi, il dirigente responsabile Confindustria Granzotto. E permettetemi, non vi cito tutti perché siete tantissimi, la direzione regionale della scuola. E vado subito un po' a esprimere la mia soddisfazione, innanzitutto per appunto l'evento di oggi, 10 anni, una tappa fondamentale direi, e proprio oggi penso in questo decennio si possano analizzare e trovare gli spunti per vedere quali sono state le criticità e quali sono le prospettive per il futuro, quindi penso che la giornata di oggi sia interessantissima. Altra cosa che voglio dire è un grazie di cuore a tutti coloro che sono i soggetti di questo importante diciamo apprendistato duale, ossia la scuola, i ragazzi, i professori, le aziende. Grazie veramente, perché penso non sia facile prendersi cura di questi ragazzi che arrivano. C'è un percorso molto, voglio dire, bisogna crederci, ecco, questo che penso. Quindi grazie veramente alle aziende, perché sappiamo le difficoltà che ci sono, e i ragazzi sono diversi, sono da interpretare, il periodo di conoscenza non è lungo, quindi mi sono fatta spiegare come funziona, e quindi rinnovo appunto questo mio ringraziamento. Naturalmente la parte ministeriale, il nostro governo, le istituzioni, i ministri e quello che ci mettono, quindi anche la parte dello Stato che in questo crede. E io penso insomma che tutto questo sia positivo. E ultima cosa che voglio dire, la parola apprendistato, insomma, che era una parola usata negli anni tra gli anni 50 e gli anni 60, quando i nostri giovani lavoratori entravano nelle aziende. Ecco, noi fortunatamente siamo riusciti a recuperare questa parola, che è significativa: apprendere, un sapere, e non è da poco apprenderlo con chi quotidianamente lo riesce a mettere in pratica, e quindi a trasmettere anche dei valori aggiuntivi rispetto a quelli che poi si apprendono all'interno della scuola. Quindi un percorso formativo importantissimo, e la trasmissione appunto del sapere, del saper fare, e nel saper fare ci sono anche valori fondamentali per la crescita e lo sviluppo della persona. Quindi io mi fermo qua, vi ringrazio veramente della presenza e complimenti tutti per quello che state facendo. Grazie. Grazie alla sindaca Balliana. Allora, è stata nominata Banca Prealpi San Biagio, partner di questa organizzazione, e allora diamo il benvenuto per un saluto anche al vicepresidente Flavio Salvador.
Grazie dell'invito e porto i saluti del Presidente di Banca per Alpi San Biagio, Carlo Antiga, del Consiglio di amministrazione e della direzione. Saluto tutte le autorità qui presenti e innanzitutto permettetemi di fare i complimenti al corpo docente, quindi professori, preside, a tutti gli studenti per questo percorso. Io direi così, faccio un po' ricorso alla mia memoria. Io ho cominciato a 12 anni mentre fra un anno e l'altro studiavo per guadagnarmi un po' di soldi, i soldi non erano tanti in casa, penso una situazione comune a tutti. E io ho imparato molto dalla scuola e dalle istituzioni e dagli ambienti di lavoro. Credo che oggi la situazione non sia cambiata. Allora la professionalità sicuramente serve, la professionalità ci serve per svilupparsi, ovvero per dare continuità a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro in senso intento di produzione. Però ho imparato anche che lo sviluppo è etico se è in funzione del progresso. E infatti quello che ho imparato dai miei datori di lavoro, che erano proprio i pionieri negli anni 60 dello sviluppo del Veneto, ho imparato che bisogna star bene tutti per poter avere il vero progresso. E credo che questo sia uno degli insegnamenti che le istituzioni scolastiche ed economiche stiano facendo anche attraverso questo apprendistato duale, ovvero dare fiducia, dare equità, dare dignità al lavoro, dare dignità alla persona. E quindi in questo senso credo che il vero problema non sia tanto l'innovazione quanto la continuità di valori etici che la nostra storia ci ha permesso di arrivare fino a questo punto. Ecco, questo credo che sia il punto focale sul quale ce la giochiamo, perché la tecnica evolve, la leadership cambia, ma i valori devono rimanere. Ecco, sono appunto anche questi valori che animano il credo cooperativo, ovvero la ricerca, ha citato Platone il preside, la ricerca del bene comune. Ecco, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie mille. Allora, auspichiamo che la banca sostenga anche tutti i prossimi progetti in questo tema, in quest'ambito. Allora, dicevamo prima che le imprese hanno un ruolo fondamentale nell'adozione dell'apprendistato duale, così come le scuole, che sono diciamo l'altra parte del percorso. E allora invito qui accanto a me i rappresentanti di Confindustria Veneto Est e di Confartigianato per un saluto che vuole essere anche una mini intervista, insomma la facciamo qui prima dell'intervento di Veneto Lavoro. Massimo Granzotto, referente per il territorio di Conegliano Vittorio Veneto di Confindustria Veneto Est, e Carlo Ceriana, segretario di Confartigianato Imprese della Marca Trevigiana. Allora, eccoci qui, io mi metto in mezzo, prego di qui, così siamo a favore di telecamera perché questo evento è registrato. Comincerei con Confindustria, il ruolo delle imprese, ma anche quanta sensibilità c'è oggi nel mondo delle imprese per questo tipo di strumento. Beh, innanzitutto volevo ringraziare di averci invitato anche quest'anno, perché per noi ormai è diventato un appuntamento fisso e ben volentieri partecipiamo, perché siamo direttamente parte coinvolta. È un bel tema. L'apprendistato duale è, secondo noi, uno dei pochi strumenti che abbiamo per metterci in comunicazione diretta con quello che è il mondo dell'istituzione scolastica. E è una opportunità che le aziende stanno inserendo nei loro programmi per avvicinarsi al mondo scolastico, ma anche al mondo dei giovani, il mondo degli studenti.
Sicuramente è un percorso che richiede molto tempo, perché non tutte le aziende sono pronte, non tutte le aziende sono strutturate per poter organizzare dei percorsi di inserimento. Sempre più imprenditori ci credono in questa nuova modalità di avvicinare la scuola, e per i ragazzi deve essere visto come un'opportunità unica per cominciare a capire come funziona il mondo del lavoro. È un'opportunità per le aziende, perché inserire un ragazzo nel mondo del lavoro vuol dire organizzare. E è un'opportunità per il mondo scolastico per avere uno scambio continuo di informazioni su come sta andando il mercato del lavoro, con tutte le sue evoluzioni, tutti i suoi cambiamenti repentini, e deve essere visto anche come un'opportunità da parte delle famiglie per dare il modo di crescere allo studente, al ragazzo. Ecco. Grazie mille. A Ciriana chiedo quanto fanno le associazioni per sensibilizzare le imprese e anche per agevolare l'adozione di questo strumento. Prima permettetemi di portare i saluti del Presidente Armando Sartori, che per un impegno concomitante non è potuto essere qua presente. Vi saluto tutti quanti e grazie a tutti di essere presenti. L'associazione fa tantissimo, secondo me, per quello che riguarda la promozione e la divulgazione dell'apprendistato duale, che in altri stati è molto più presente, è molto più avanti. Se pensiamo a tutto il mondo del nord Europa, l'apprendistato, il mondo duale è la normalità nelle scuole professionali e tecniche. Qui da noi è ancora poco, anche se sta crescendo in maniera importantissima, sta crescendo anche grazie alle associazioni di categoria che stanno facendo un lavoro importante di sensibilizzazione verso le scuole, verso le imprese, verso le famiglie. Difatti noi quasi sempre insieme a Confindustria, quando parte un percorso nella scuola, siamo presenti, raccontiamo alle famiglie come funziona questo apprendistato, supportiamo le imprese in tutti gli aspetti burocratici dell'approccio al duale, diamo delle garanzie alle famiglie, in quanto a tutti i ragazzi che iniziano qui il percorso duale li formiamo sulla sicurezza e li formiamo a spese delle associazioni, quindi il ruolo delle associazioni è fondamentale, è il classico ruolo del corpo intermedio che media tra le parti, e quello che si auspica è quello che questo tipo di istituto cresca ancora di più, vada in scuole anche diverse, quindi entri anche nel mondo degli istituti tecnici oltre che delle professionali dei CFP, perché no nei licei, perché le nostre aziende ormai hanno sempre bisogno di competenze diverse. E un'altra cosa molto importante che, siccome abbiamo fatto una nuova convenzione con un istituto tecnico, ci diceva anche per le scuole è molto importante, perché è un istituto che aiuta a contrastare anche la dispersione scolastica, cioè laddove ci sono i ragazzi che magari hanno bisogno del non solo studio ma di qualcos'altro, questo tipo di istituto è fondamentale. Grazie mille, li salutiamo con un applauso. Prego, accomodatevi pure. In effetti poi il tema della dispersione scolastica lo affronteremo anche con le scuole nella nostra tavola rotonda, nella prima delle due tavole rotonde. Allora, parlavamo prima dello scenario in Veneto, di quanto questo strumento sia stato adottato, parliamo dell'apprendistato di primo e di terzo livello, e allora ascoltiamo ora Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, che invito qui sul palco. Mi siedo con lei, insomma siamo qui. Io e lei, io mi metto qui nell'angolino, ci sono delle slide e ascoltiamo la fotografia di quello che è appunto l'adozione dell'apprendistato duale di primo e terzo livello in Veneto. Prego. Grazie dell'invito. Noi abbiamo ripreso, come potete vedere dalle slide, i principali dati relativi ai contratti di apprendistato
andando poi ad approfondire l'apprendistato di primo livello e di secondo livello. Poi concluderò con alcune informazioni legate alla demografia che secondo me nella vostra zona è il vero nodo della questione, nel senso che si può parlare di tutto, però poi alla fine la questione è se c'è carburante nel motore oppure no, e questo ha un impatto sul futuro prossimo. Come vedete, le assunzioni di lavoratori assunti per anno con il contratto di apprendistato e l'incidenza sul totale delle assunzioni nel lavoro dipendente. Con lavoro dipendente noi intendiamo contratti a tempo indeterminato, tempo determinato e apprendistato. La percentuale che stabilmente abbiamo è intorno al 6-7%. Nel 2012 erano 34.114, nel 2025 40.916, quindi un 6%. Quindi stiamo parlando di una nicchia all'interno di circa 800.000 contratti che ogni anno vengono avviati nella nostra regione. I lavoratori, quindi andando a conteggiare le teste, stiamo parlando di, nel 2025, 39.113 lavoratori. Erano nel 2022 46.188, quindi diciamo dai 39 ai 45 come valore in termini di teste che sono presenti all'interno dell'apprendistato. Se poi andiamo a vedere le variazioni delle posizioni, quindi le entrate e le uscite, anche se qui il dato di entrate e uscite di saldo è un po' più problematico, vedete come nell'apprendistato abbiamo dei saldi negativi. Vedete invece come le posizioni del contratto a tempo indeterminato dal 2017 in poi abbiamo avuto un'impennata, nel senso che l'ingresso nel mercato del lavoro è prevalentemente con il contratto a tempo indeterminato. È chiaro che la quota di tempi indeterminati e tempi determinati dipende dai sistemi e l'elemento caratteristico degli ultimi anni è la crescita di questo contratto. Se andiamo a vedere invece lo stock complessivo dei rapporti di lavoro in apprendistato, al 31 dicembre 2025 erano complessivamente 59.661, quindi 60.000 i rapporti di lavoro in apprendistato attivi in Veneto, tenendo conto appunto che secondo gli archivi INPS il numero di lavoratori con la qualifica di apprendisti nel 2024 ha avuto almeno un versamento contributivo è pari a 75.054, quindi evidentemente l'uso del contratto è è usato come strumento strategico oppure è utilizzato in un modo non adeguato allo scopo, tenendo conto che lo scopo è quello che si diceva prima con i saluti, è una modalità con cui uno entra all'interno del mercato del lavoro acquisendo le competenze necessarie per crescere e stabilmente inserirsi nel mercato del lavoro. Se andiamo a vedere poi per provincia, vediamo che i rapporti di lavoro in apprendistato, lo stock del 2025 per provincia, vediamo che Padova, Treviso, Verona e Vicenza sono le realtà più rilevanti, Treviso con 10.888. Se andiamo poi a vedere per settore,
per settore. I servizi cubano nello stock del 2025 35.544 e poi c'è l'industria con 23.781. Devo dire che anche altri settori come commercio e tempo libero con 12.887, il terziario avanzato 8.771 e il metalmeccanico con 8.596 sono di rilievo. È da evidenziare il Made in Italy, il calo che è legato evidentemente a una riduzione complessiva del settore. Se andiamo a vedere invece il primo apprendistato, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, quindi per i giovani dai 15 ai 25, finalizzato a conseguire una delle qualificazioni in ambiente di lavoro. I numeri sono marginali, quindi nel 2012 eravamo 1092, nel 2025 1486, con una punta nel 2023 di 1663. Un terzo sono donne, 2/3 maschi, il 15% stranieri. Verona e Treviso sono le province con il maggior numero di attivazioni negli ultimi anni, poi vedremo Treviso. Fatta eccezione del periodo del Covid, della pandemia, le assunzioni risultano in leggera crescita, ma i numeri sono sostanzialmente intorno ai 1000 e 1500. Quindi stiamo parlando di una nicchia ridotta che però contiene un valore importante. Se andiamo a vedere lo stock dei contratti di lavoro per il diritto dovere per provincia, vediamo che Treviso ha un numero maggiore, 442, quindi vuol dire che in questo territorio la storia ha valorizzato questo contratto, questa modalità di ingresso nel mercato del lavoro. E se andiamo a vedere poi nella parte a destra i rapporti di lavoro in apprendistato, lo stock dei lavori attivi in ogni anno, vediamo che appunto negli ultimi anni c'è stata una crescita e una stabilizzazione intorno ai 1600 contratti. Se andiamo a distinguere invece l'apprendistato professionalizzante stagionale e non stagionale, che è la parte più robusta sostanzialmente quindi distinguendolo quindi tra stagionalità e meno, vediamo che la stagionalità incide sostanzialmente per una quota marginale, quindi del 4%. L'ultimo apprendistato di alta formazione di ricerca è importante come idea, come tensione, ma scarso come risultati. Stiamo parlando di 165 persone nel 2025, quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato. 16% donne, 84% maschi, 96% italiani, prevalentemente le assunzioni in provincia di Treviso, Verona e il 21% in provincia di Vicenza. 55% nel metalmeccanico e il 45% nei servizi. L'apprendistato professionalizzante è quello più robusto e quindi quello che fa la parte del leone, quindi giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale. Dal 2022, tra l'altro, possono beneficiare anche chi è i lavoratori in cassa integrazione. Stiamo parlando nel 2025 di 39.265 assunzioni, con un apice nel 2022 di 46.898.
nel 2012 erano 32.900. Mediamente il 43% femmine, il 57% maschi, il 15% stranieri. Venezia è la provincia con il maggior numero di attivazione negli ultimi anni e poi Verona. Diciamo, il peso del terziario è evidente, commercio, turismo, servizi. Infatti le assunzioni riguardano prevalentemente i servizi con una leggera flessione dopo il picco del 2022. Se andiamo a vedere la quota stagionale e non stagionale, vediamo che la parte stagionale è marginale, quindi giustamente l'apprendistato stagionale è ridotta. Se guardiamo la sintesi complessiva, possiamo vedere che dal punto di vista dello stock, nel totale complessivo, l'apprendistato professionalizzante cubava nel 2025 57.809 rapporti di lavoro, l'apprendistato in alta formazione 189 e l'apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione 1663. Quindi è evidente che questa è la realtà e io credo che la sfida che abbiamo di fronte tra sistemi della scuola, dell'istruzione e del lavoro è proprio di dare un senso a questo istituto, dare un senso a questo istituto collegandolo alla realtà. E su questo non posso non evidenziare alcuni dati relativi alla demografia. Per un evento a cui partecipo stasera ho fatto alcuni dati, ho preso alcuni dati dal sito di Veneto Lavoro, la parte demografica, in particolare la popolazione residente al 1° gennaio per raggruppamenti di comuni, quindi per noi Vittorio Veneto significa il centro per l'impiego di Vittorio Veneto, che vuol dire Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine, Sarmede e Tarzo. Allora, la popolazione del 2012 di tutto questo gruppo di comuni era 58.814. Nel 2026 si è passati a 55.576, quindi un leggero calo. Ma se andiamo a vedere la popolazione sotto i 15 anni, si è passati dal 2012, sempre il giro di tutti i comuni, quindi Vittorio Veneto, Cappella, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine, Sarmede, Tarzo, si è passati dal 2012 da 7.830 giovani a 5.743 nel 2026. Quindi siamo caduti del 27% nel giro di pochi anni. Okay? Siamo passati 2012 7.830, 2026 5.743. Okay? Se facciamo 100 il 2012, nel 2026 siamo a 73. Okay? Dottor Barone, io le chiedo di Chiudo subito. Chiudere, grazie. Faccio l'ultimo. Gli over 65 invece, sempre Vittorio Veneto con tutti i comuni, nel 2012 erano gli over 65 13.768, nel 2026 sono 15.927, quindi sono cresciuti del 16%. È tanto e poco, è la realtà. Soprattutto il messaggio che ne esce è semplice: il capitale umano va curato e il capitale umano è in tutto l'arco della vita, quindi i giovani fino ai lavoratori anziani. La cura del capitale umano è un obbligo delle imprese e delle istituzioni, la cura del capitale umano. Grazie. Grazie mille, grazie davvero. Questi dati molto interessanti. Io mi alzo perché diamo subito
grazie. Avvio alla nostra tavola rotonda e invito sul palco, li chiamo in ordine sparso, Marta Lucchese dell'Ufficio Risorse Umane di SIPA. Chiedo un applauso complessivo per tutti i nostri ospiti. Massimo Camerin, titolare di OMEC, Ettore Ngia, ex studente già diplomato, Stefano Zamprogno, coordinatore dei percorsi di apprendistato dell'Istituto Giorgi Fermi di Treviso. E poi ancora Massimo Lunardelli, coordinatore dell'Istituto Professionale Sansovino OBC di Oderzo, Pierpaolo Gaio dell'Istituto Lepido Rocco di Motta di Livenza e Cristiano Perale, presidente di ITS Academy Veneto. Eccoci qua, io mi alzo in piedi, le sedie sono per voi, accomodatevi pure dove preferite e abbiamo una mezz'oretta. Chiedo a ciascuno di voi una testimonianza chiaramente su quello che è la vostra esperienza nell'ambito dell'apprendistato duale e volevo cominciare con le scuole, anche qui insomma seguiamo un ordine un po' sparso, ma cominciare con le scuole perché abbiamo sentito le imprese prima, abbiamo sentito adesso dei dati molto interessanti soprattutto sul calo demografico. Allora Stefano Zamprogno, comincerei con lei, coordinatore dei percorsi di apprendistato dell'Istituto Tecnico Giorgi Fermi di Treviso. Qual è l'esperienza vostra? Voi avete applicato l'apprendistato duale. Qual è stata anche la reazione delle famiglie oltre che degli studenti? Prego. Buongiorno a tutti, io sono Stefano Zamprogno, docente del Giorgi Fermi di Treviso e referente didattico dell'apprendistato duale. Allora, questo progetto era nato come progetto sperimentale prima del Covid, poi durante il Covid è stato sospeso ed è stato ripreso nel 2022 fino ad oggi. Siamo ormai in una fase di consolidamento. La nostra scuola conta 3 indirizzi che sono coinvolti con l'apprendistato duale. Nello specifico abbiamo l'indirizzo apparati con curvatura idraulica, quindi idraulici, industriali, quindi industria per il Made in Italy, e trasporti, per cui meccanici, carrozzieri e qualche elettrauto. Abbiamo 5 classi totali che sono in apprendistato duale, 2 quinte e 3 quarte, per un totale di oltre 66 studenti contrattualizzati con il duale. Iniziamo normalmente dal terzo anno con la formazione scuola-lavoro nel mese di maggio e dal mese di giugno i ragazzi hanno al termine la possibilità di attivare il percorso di apprendistato duale su base volontaria. Quindi se i ragazzi lo desiderano, da giugno possono partire con l'apprendistato duale. Questo apprendistato duale ha una clausola salvo buon fine, perché non è detto che poi al quarto anno la classe parta tutta con l'apprendistato. Quindi se la classe non parte con l'apprendistato si rimane con il percorso standard dove c'è la formazione scuola-lavoro che viene svolta in 3-4 settimane durante l'anno. Se invece la classe parte con l'apprendistato duale, chiaramente il percorso viene portato avanti. Allora, nell'anno in corso noi abbiamo numeri che sono crescenti perché il 100% degli idraulici risultano contrattualizzati, il 90% degli industriali sono contrattualizzati e buona parte degli studenti dell'indirizzo trasporti sono contrattualizzati. Dico buona parte perché chiaramente noi vorremmo contrattualizzarli tutti, però il settore trasporti ha alcune complessità che sono legate più che altro al fatto che si tratta di microimprese a conduzione familiare e non tutti sono sempre disponibili all'assunzione, quindi questo diventa un po' un limite. Gli studenti, grazie all'apprendistato duale, hanno chiaramente la possibilità di lavorare in contesti lavorativi reali e di svolgere esperienze attive che sono concrete rispetto a quello che potrebbero fare nei laboratori della scuola. E soprattutto con tutte le tutele garantite da un contratto nazionale, perché di fatto loro sono contrattualizzati e fanno fede al contratto nazionale. Siamo una scuola particolarmente attenta all'aspetto all'inclusione degli studenti anche con difficoltà, per cui in caso di mancata attivazione del duale non è sempre scontato che le aziende assumano i ragazzi, ci sono ragazzi più in gamba, ragazzi che hanno più difficoltà. In tal caso noi proponiamo una formazione scuola-lavoro rinforzata. Questo significa che i ragazzi rimangono in azienda per tutto il periodo del duale in FSL con la possibilità di convertire in qualsiasi momento
la formazione scuola-lavoro in contratto duale, quindi hanno comunque la possibilità le aziende poi di far indossare la maglietta dell'azienda al ragazzo. Per i ragazzi invece che hanno leggi 104 o con più difficoltà, tendiamo a usufruire di cooperative di tipo B, che diventano delle vere e proprie palestre per capire, diciamo, l'attitudine dei ragazzi o per definire le capacità o i loro limiti. Le chiedo di essere un pochino più breve, ecco, grazie. Ok, ecco, diciamo il quarto anno e il quinto anno noi attiviamo il duale che dura 3 mesi e questi 3 mesi vengono divisi in 2 periodi con la finalità di fare un incastro a pettine fondamentalmente, quindi loro fanno un periodo a scuola, un periodo in azienda, un periodo a scuola, un periodo in azienda e piano piano si vanno ad inserire nel mondo aziendale in maniera, diciamo, definitiva. Per chiudere, grazie. I limiti che noi abbiamo, diciamo, rilevato sono legati al fatto che il passaggio da scuola a lavoro e da lavoro a scuola non sempre è facile, cioè i ragazzi hanno bisogno di un breve periodo di adattamento quando rientrano dal lavoro e quando vanno poi nelle aziende. E è chiaro che questo diventa un grande allenamento alla flessibilità, però è un limite che di fatto abbiamo visto. E poi c'è la necessità di adattare i contenuti teorici ovviamente a un quadro orario che per forza di cose è ridotto, perché appunto passano 3 mesi in azienda. Sì, basta. Grazie mille. Grazie, sì, perché siete in tanti. Massimo Lunardelli, coordinatore dei percorsi di apprendistato dell'Istituto Professionale di Sansovino ABC di Oderzo. Allora, ci sono delle difficoltà, però, come dire, è uno strumento da consigliare anche alle altre scuole, no? Perché sono ancora poche le scuole che lo adottano, in fin dei conti. Assolutamente sì, colgo l'occasione per portare anche i saluti del preside Botteon e questo incontro e i giorni precedenti sono per noi un po' un'occasione per fare un bilancio, per capire dove siamo andati, se abbiamo preso la strada giusta. Noi siamo partiti 3 anni fa con dei dubbi ovviamente perché non era scontato il passaggio, un dubbio era legato al fatto che avevamo un'unica sezione, quindi dovevamo gestire un unico blocco, tendenzialmente tutti con l'apprendistato duale. Dall'altra parte c'era, come diceva bene il dirigente prima, il Tafano che ci ronzava attorno. Il Tafano per noi era soprattutto l'indirizzo manutenzione, un indirizzo un po' mal digerito quando si è passati con la riforma dalla tradizionale produzione alla manutenzione. Il manutentore è tanta roba all'interno di un'azienda, richiede esperienza, richiede sempre più competenze che non sono quelle del manutentore semplicemente meccanico, ma di un manutentore che è sia elettrico che meccanico. E da questo punto di vista il passaggio all'apprendistato è stato non soltanto una scelta, un'opportunità, ma quasi una necessità, perché per riuscire a ottenere competenze nel settore di manutenzione, impianti industriali, l'esperienza in azienda diventa fondamentale e le 4/3 settimane che si possono fare in un percorso tradizionale di PCTO, ASL o formazione scuola lavoro che vogliamo chiamarla è sicuramente un po' troppo poco, ok? Quindi il bilancio è sicuramente positivo, è stato giusto fare questa scelta. Sicuramente vedo sempre con piacere Stefano Garibbo, Luca Lava di Confartigianato, che sono stati fondamentali per noi all'avvio, per tutta la parte contrattualistica, amministrativa, legislativa. Perché è stata giusta la scelta? Beh, perché vediamo dei risultati comunque positivi dei ragazzi agli esami di Stato. Vediamo una parallela crescita. Abbiamo iniziato nel 22-23, prima di fare apprendistato, avevamo 90 studenti nel nostro percorso meccanico, tra IFP e poi istituto professionale. Nell'organico nuovo avremo 160 studenti, oltre 160 studenti, quindi sicuramente una scelta positiva da questo punto di vista. E questo ci consentirà anche l'anno prossimo, dopo 10 anni, di avere 2/4 e di attivare un doppio canale, quindi da una parte la parte manutenzione, dall'altra la parte produzione, dando continuità all'IFP. E quindi sicuramente il bilancio è positivo, sicuramente ci sono anche cose da migliorare. Una cosa che riteniamo importante è sicuramente, col supporto anche di chi ci può aiutare, valorizzare questo percorso all'interno dell'esame di Stato, che non è sempre scontato perché la scuola è piuttosto resiliente ai cambiamenti. Grazie mille anche della sua testimonianza.
L'ultima scuola che abbiamo al tavolo è la Lepido Rocco di Motta di Livenza, Pierpaolo Gaio. Abbiamo parlato di competenze eccetera, però l'apprendistato è anche uno strumento per l'inclusione scolastica, per ridurre l'abbandono scolastico. Ecco, come reagiscono anche le famiglie davanti a questi strumenti? Allora, io appunto rappresento Fondazione Lepido Rocco, che è un ente accreditato Regione Veneto di Motta di Livenza, scuola che è nata nel 1905, attualmente ha 5 sedi e 1900 studenti. Abbiamo attivato l'apprendistato dal 2017, un po' anche noi titubanti. Devo ringraziare anch'io le associazioni di categoria Confartigianato, che nei primi anni ci ha supportato soprattutto nella parte burocratica dei documenti e quant'altro. Attualmente per noi è diventata un'attività in piano che proponiamo ai ragazzi del 4º anno che conseguono appunto il diploma professionale e i ragazzi dell'IFTS, di cui abbiamo diversi percorsi, quei ragazzi che poi andranno all'ITS. Quindi proponiamo a tutti l'apprendistato duale e seguiamo i ragazzi appunto nell'inserimento. Di fatto, come diceva, questo tipo di attività coinvolge sicuramente non soltanto la scuola, le aziende, le associazioni di categoria, ma anche e soprattutto le famiglie, perché di fatto è un impegno importante. I ragazzi sono in un'età molto molto particolare, molto difficile, alcuni di loro, come diceva, rischiano l'abbandono scolastico e presentare uno strumento così importante, così variegato, ma soprattutto io lo definisco quasi un vestito su misura sui ragazzi, perché poi comunque noi li seguiamo all'interno dell'azienda, l'azienda fa di tutto per poterli inserire nel modo migliore e certamente quello che loro traggono è tantissima soddisfazione e recuperano quella demotivazione che purtroppo fa parte appunto anche dei tempi di questi momenti. Allora, adesso sentiamo la voce delle imprese però, no? Abbiamo SIPA e OMEC che sono due imprese che hanno accolto al loro interno studenti in apprendistato. Prima si diceva aumentare la sensibilità delle imprese e adesso si parlava anche dei lati positivi dello strumento, perché ricordiamo che comunque uno studente in apprendistato è uno studente pagato, anche se poco ma è pagato, ed è anche uno studente che ha i contributi versati, delle tutele nell'ambito della sicurezza del lavoro, quindi diciamo le cose positive sono sia lato scuola sia lato imprese. Com'è stata la vostra esperienza? Partirei con Marta Lucchese, prego. Buongiorno a tutti. Allora, come esperienza per SIPA è assolutamente positiva, questo lo posso assicurare, soprattutto perché ci permette di colmare il divario che c'è tra le competenze teoriche che vengono sviluppate in ambito scolastico e le competenze più pratiche che vengono sviluppate in azienda. Mi perdoni, la vostra azienda che cosa fa? È un'azienda metalmeccanica, fa industrializzazione, produzione e automazione. Quindi noi siamo nella zona industriale qui di Vittorio Veneto e la cosa che mi sento di dire dal punto di vista di SIPA che la cosa a cui teniamo di più è soprattutto cercare di avere una responsabilità sociale verso i giovani del territorio, quindi la collaborazione che abbiamo con gli istituti del territorio è soprattutto quella di creare una competenza professionale nei giovani che sono di Vittorio Veneto e del territorio di Vittorio Veneto, quindi questo è quello verso cui puntiamo di più. Quindi anche come dire, il lavoro a chilometro zero, no? Certo. Sì, si esatto. formano i giovani del territorio per poi avere anche per loro un'agevolazione, diciamo, dal punto di vista della qualità della vita. Sì, e soprattutto anche per sapere che cosa fanno le aziende del territorio, perché molto certo. spesso arrivano i ragazzi che non sanno cosa fanno le aziende fuori dalla porta di casa. Assolutamente, cosa hanno intorno, no? Anche le eccellenze, le specificità, assolutamente sì. Grazie anche per la brevità, visto che stiamo un po' correndo. Prego. Massimo Camerin, titolare di OMEC. Prego, qual è stata invece la vostra esperienza? Buongiorno a tutti. Come la mia azienda è un'azienda che opera nel settore della metalmeccanica, facciamo lavorazioni contro terzi e dal 2010 abbiamo
abbiamo scelto di avviare anche un percorso di produzione di automazioni di attrezzature varie e automazioni che sono delle macchine specifiche, diciamo il vestito su misura per tante aziende che hanno bisogno di automatizzare dei processi perché non hanno più personale per ridurre anche i costi. E quindi noi facciamo questo tipo di lavorazione. Sono macchine speciali, prototipi, e quindi, che poi comportano anche parecchio sacrificio nell'attuazione. Mi volevo, il percorso di formazione e apprendistato siamo arrivati a quello che desideravo da tanto tempo, perché da 30 anni il discorso della formazione di 15-20 giorni che facevano a scuola, dicevo sempre che era poco e quindi necessitava una formazione maggiore, di tempo maggiore. I tempi sono cambiati, la tecnologia è sempre più spinta, le risorse ci sono e agganciandomi prima al preside Lodesani che diceva la scuola deve dare successo formativo, sono concorde, la scuola deve far arrivare che i ragazzi devono studiare e imparare e lo dico tutti i giorni quando sono lì da me perché vedo che fanno fatica, ci sono anche problemi legati agli stranieri magari che hanno difficoltà nella lingua, anche nella scuola stessa e nelle materie, quindi ecco bisogna sicuramente adoperarsi in questo senso. Le aziende come la mia, come anche le altre aziende industriali devono dare il supporto, una cosa che una volta non c'era ed è sempre più necessaria in questi momenti perché con la tecnologia siamo già forse indietro rispetto a tutto il resto del mondo e non ce ne accorgiamo e se vogliamo che i ragazzi imparino abbiano più voglia forse a studiare, a dare anche diciamo così, la parte anche il risvolto concreto di quello che a scuola apprendono, devono essere inseriti nelle aziende, è fondamentale secondo me. Poi la denatalità è vero, c'è questa denatalità, però dobbiamo curare soprattutto, come si diceva prima, quelli che abbiamo, quindi creare maggiormente, aiutarli a crescere e a far capire, e tutto dipende anche dalla scuola. E il capitale umano è fondamentale, perché le aziende senza il capitale umano non hanno senso di esistere, insomma, ecco. E quindi ecco, io mi auguro che si possa continuare su questo percorso, migliorando sempre. Ci deve essere un rapporto tra scuola e mondo del lavoro e aziende che secondo me deve migliorare, nel senso i ragazzi vanno a scuola, ci sono tutte le materie e devono legare le materie a quello che trovano nelle aziende. E soprattutto c'è anche il fatto della sicurezza, si parla tanto della sicurezza nel senso che ci sono sempre questi incidenti, questi morti eccetera, dovrebbe diventare materia scolastica, credetemi, perché deve essere un fondamento proprio perché evitiamo anche tutta una serie di cose come i ragazzi che vadano magari a fare corsi a livello anche così, primo soccorso eccetera, sono di aiuto anche alla comunità, alla società, quindi questo dovrebbe diventare un qualcosa di veramente concreto. Ho finito, grazie. Grazie perché poi avete sollevato tutta una serie di questioni, no? Dalla sicurezza del lavoro alla demografia di cui si parlava prima, al calo demografico, che andrebbero approfonditi, insomma, possono meritare una mattinata di lavori per ciascun argomento. Con Cristiano Perale, presidente di ITS Academy Veneto, ci spostiamo un pochino, no? Facciamo un focus su quello che sono gli ITS, perché oltre all'apprendistato poi c'è anche questo tipo di possibilità e lego diciamo, questo intervento dicendo che poi chi fa l'apprendistato duale magari non si ferma e fa un ITS, no? Ci sono queste, scoprono di aver voglia di studiare, di aver voglia di continuare ad imparare, che il mondo del lavoro richiede magari maggiori competenze, per cui poi scelgono un ITS. Ecco, anche questo tipo di formazione, no, va maggiormente conosciuta. Prego. Sì, grazie. Gli ITS sono istituti tecnologici superiori, quindi prendiamo ragazzi diplomati che escono dai percorsi di scuola superiore o dei percorsi appunto di formazione professionale e poi attraverso un percorso oggi ancora attraverso il percorso di FTS, ma in una riforma in essere speriamo di riuscire a semplificare questa verticalizzazione della formazione professionalizzante. Gli ITS hanno una realtà fortissima, ma in Veneto 8 sono le fondazioni. I dati che il dottor Barone prima ci ha illustrato di Veneto del Lavoro indicavano la possibilità appunto di utilizzare strumenti come l'apprendistato chiamato di terzo livello o di alta formazione e ricerca anche per la
l'alta formazione, che è quella degli ITS o universitaria. Certo che vedere numeri come 185 persone nel 2025 che abbiano aderito rispetto alle circa 30.000 della formazione professionalizzante ci deve dare un segnale che c'è qualcosa nella comunicazione. Abbiamo circa 107.000 ragazzi all'università e ne abbiamo 4.500 negli ITS. Quei 185 sono i ragazzi degli ITS. Quindi le province di Verona, Vicenza, Treviso, dove abbiamo visto i ragazzi iscritti, vengono dall'ITS LAST, Logistica di Verona, ITS Mecatronico, Vicenza e Treviso, dove vengono da ITS RED, che poi è la fondazione ITS che presiedo poi io direttamente. I dati sono sicuramente interessanti, quelli del 2026 sono quasi il doppio, abbiamo lavorato moltissimo, finalmente le aziende, ma soprattutto i consulenti del lavoro si rendono conto di questa opportunità. Quindi il problema di comunicazione è relativamente di divulgazione, ma quanto che i professionisti, quindi i consulenti del lavoro, i sistemi industriali, quindi Confindustria, come le varie associazioni di categoria, ancora non conoscono questo sistema e quindi preferiscono utilizzare sistemi più noti come quello professionalizzante, che è invece molto più legante, mentre il sistema dell'apprendistato di terzo livello è molto più interessante perché è già un contratto a tempo indeterminato, anche nella vision del ragazzo, della ragazza che comincia una formazione professionale, di alta formazione professionale come ITS, che dopo pochi mesi, 3 o 4 mesi propedeutici, entra nel mondo del lavoro, entra già con un contratto, quindi la fidelizzazione al mondo del lavoro comincia più facilmente e anche la conversione del contratto è automatica. Anche la gestione del lavoro è molto più flessibile perché di mese in mese, a seconda del progetto formativo, vengono dichiarate le ore nel contratto collettivo nazionale applicato secondo categoria che sono state utilizzate per la formazione, mentre quelle rimanenti sono, vuol dire, destinate al lavoro. E dato che il lavoro di un'azienda, soprattutto con un ragazzo in stage, una ragazza in stage, può essere flessibile nel tempo a seconda delle competenze che crescono, quindi intensificando le attività di lavoro rispetto alle attività di formazione, questo tipo di contrattualistica è perfetta. Bene, grazie anche per la sua testimonianza. Allora, ho lasciato Ettore per ultimo, perché penso che forse la tua esperienza sia la più, ti do del tu, sia la più interessante, no? Tu sei un ex studente, hai fatto l'apprendistato, ora lavori all'interno di un'azienda, fai formazione, continui a fare formazione all'interno di un'azienda. Si diceva prima, lo diceva il preside, che dobbiamo coltivare, lo diceva anche l'imprenditore, no? Coltivare i nostri ragazzi, il nostro capitale umano. Allora chi meglio di te ci può dire quanto ti è servito, quanto ti ha formato anche come persona, oltre che come lavoratore? Prego. Bene, buongiorno. Allora, vorrei partire invece dai pro, vorrei partire dai contro. Il perché no apprendistato. Come citato prima dal rappresentante di Treviso del Fermi, c'è un periodo di formazione, poi c'è un rientro a scuola. Ecco, quello con un giusto adeguamento, secondo me, può creare un miglior ritorno a scuola e quindi con la sua formazione. E poi non tutte le aziende sono indirizzate alla formazione, quindi avere delle aziende sempre più disposte a formare gli studenti, le persone, è una buona qualità. Perché? Perché qualità batte quantità. Questo al 100%. Io voglio ringraziare Omec perché mi ha dato la possibilità di crescere e insomma di formarmi, di essere sempre più di qualità, una persona di qualità. E poi adesso vorrei passare ai pro, perché sì apprendistato. E allora intanto c'è un'apprensione concreta sul mondo del lavoro. E quindi un ragazzo quando esce da scuola sa già come funziona il mondo del lavoro, non si esce da scuola spaesati e adesso cosa faccio?
E poi c'è una vicinanza alle tecnologie e ai macchinari che molte volte a scuola purtroppo non possono essere presenti, non ci può essere un aggiornamento continuo, e quindi le aziende sotto questo punto di vista sono molto molto fondamentali per gli studenti, perché hanno la possibilità di affacciarsi alle nuove realtà, alle realtà attuali. E poi svolgere attività utili alla produzione e non solo alla formazione. Ciò che andiamo a fare in azienda è fondamentale nel mondo, non solo per noi. E quindi questo può dare agli studenti molta coscienza su ciò che possono fare. E come ultimo punto, per gli studenti c'è la possibilità di accumulare esperienza, e quindi usciti da scuola, oltre ad avere il diploma, si hanno già alle spalle 2 anni di esperienza, che quando si va a cercare lavoro, una delle prime cose che viene chiesta è: hai esperienza? E tu gli puoi dire sì, ho il diploma e 2 anni di esperienza. E questo è un grande step in più. E avevo dimenticato un piccolo contro e lo tiro fuori subito. E per gli studenti sì, c'è uno stipendio, sì, ci sono i contributi pagati, questi molto fondamentali, però magari ci possono essere da parte degli studenti delle spese di trasporto, la benzina, e quindi magari se si può trovare questo altro punto in più, con magari dei bonus benzina, dei bonus trasporto, e questi possono incentivare ancora di più gli studenti a svolgere queste attività. E in conclusione, in base alla mia esperienza, sono pienamente pro sull'apprendistato. Mi ha dato grandissime esperienze, grandissime possibilità. Ancora voglio ringraziare Omec, che durante questi miei 2 anni mi ha permesso di formarmi e di aumentare la mia qualità. Grazie Ettore. Grazie mille. Allora, Ettore auspica una maggiore sensibilità da parte delle imprese, allora qui poi anche le associazioni di categoria possono fare diciamo un lavoro importante, e anche appunto se ci sono questi miglioramenti nell'ambito delle... Voleva aggiungere qualcosa? Sì, velocissimo? Qualcosa velocissimamente. Niente. Fondamentalmente questo percorso duale, oltre che un percorso di occupazione per i ragazzi, è un percorso che crea fiducia nei giovani per il loro futuro, e crea fiducia nelle imprese per le nuove generazioni, crea fiducia nelle famiglie perché vedono un percorso del figlio svilupparsi, e crea fiducia nelle istituzioni perché diventa interessante per la capacità di fare sistema da parte delle istituzioni. Quindi ci tenevo a chiudere con questa cosa che non sono riuscito a dire prima. Grazie mille. Allora un applauso complessivo ai nostri ospiti, che invito ad accomodarsi in platea, e contestualmente invito Elena Donazzan, parlamentare europea, accogliamo con un applauso sia lei che gli altri relatori, Paola Schiavon, delegata dell'Ufficio Scolastico del Veneto, e Paola Frassinetti, sottosegretaria del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questa volta mi siedo anch'io, vediamo se riusciamo. Restiamo un po' più centrali. No, io sto qui. Ecco, ci spostiamo. Allora. Giubbotto o freddo? No, ma fa freddino in questi giorni, non si sa come vestirsi, come si suol dire. Allora, intanto è un onore avere queste tre ospiti, perché davvero l'argomento è sentito, è interessante, è importante, e avere la Regione Veneto, avere il governo italiano, avere l'Europa, avere a questo tavolo è decisamente un bellissimo tavolo. Allora, io comincerei con Paola Schiavon, delegata dell'Ufficio Scolastico del Veneto, ma anche referente per l'orientamento e la dispersione scolastica. Abbiamo sentito tante testimonianze
Ecco, quale può essere, diciamo, il riassunto, però in prospettiva, cioè quello che può mettere a terra la Regione Veneto per sensibilizzare maggiormente le imprese, per aiutare le famiglie, per aiutare le scuole soprattutto, no? ad attivare questo tipo di percorso? Allora, intanto porto ovviamente i saluti del dottor Bussetti, che è molto dispiaciuto di non essere qui oggi proprio per il suo grande interesse fin dai tempi in cui era Ministro della Pubblica Istruzione, appunto, rispetto al sistema duale. Un interesse che sta portando avanti ovviamente anche nell'USR Veneto, che io ovviamente rappresento in maniera assolutamente indegna oggi. Mi occupo soprattutto di orientamento e contrasto alla dispersione, e i due temi ovviamente, cioè il discorso del duale, orientamento e antidispersione, sono assolutamente dei temi strettamente collegati tra di loro. E sicuramente l'ufficio scolastico è molto attento al sistema del duale, perché abbiamo visto anche delle esperienze, anche della collaborazione che cerchiamo di rendere sempre più stretta possibile, non solo con le scuole ma anche appunto con il mondo del lavoro e con Centro per l'Impiego. Vedo dalla dottoressa Bordini, che saluto. Qui io sono collocata presso l'UAT di Treviso e quindi spesso abbiamo momenti di scambio, ecco, in questo senso. Quindi una grande attenzione a questo, e quello che abbiamo colto è fondamentalmente la necessità di attivare una vera sinergia. Ecco, una vera sinergia, un vero lavoro di rete tra diciamo così, territorio Veneto tra l'altro dà tantissime opportunità rispetto a quello di altre regioni, quindi siamo tra i fortunati da questo punto di vista, il mondo della scuola e il mondo delle istituzioni, quindi sono perfettamente d'accordo con quanto detto appena poc'anzi dal professore dell'Istituto Fermi sull'importanza di avvicinare, no? al mondo delle istituzioni, non farle sentire così lontane. Per noi oggi è importante essere qui, cercherò di essere il più rapida possibile, anche perché questo ci permette appunto di ascoltare tutte queste componenti, di avvicinarci il più possibile, che a volte le istituzioni viaggiano così nell'etere, invece no. È importante sentire anche le testimonianze, mi è piaciuta molto la testimonianza dello studente, che per noi è un tesoro incommensurabile. Come ufficio scolastico ovviamente stiamo lavorando soprattutto su un tema che noi riteniamo importante anche da questo punto di vista, cioè la formazione dei docenti in primis, perché chiaramente essere inseriti all'interno di progettazioni di questo tipo prevede anche essere in grado di portare avanti una didattica diversa. Non è possibile applicare lo stesso tipo di didattica che si attivava o si attiva in scuole che continuano con dei percorsi di tipo tradizionale in scuole che invece attivano un duale. Quindi non si può pretendere che lo studente che torna dall'azienda faccia le stesse cose il che non significa fare meno, e quindi da docente che si occupa soprattutto di orientamento io credo che proprio per sostenere l'importanza del sistema duale sia fondamentale un cambio di paradigma proprio a livello orientativo. Le famiglie lo conoscono troppo poco, quindi insisteremo, e mi prendo l'impegno da questo punto di vista, insisteremo molto nel far conoscere di più, far conoscere meglio e uscire una volta per tutte dal pregiudizio che chi segue un certo tipo di percorsi sia uno studente di serie B. Ecco, questo veramente è ora di finirla, perché purtroppo le famiglie a volte hanno ancora, degli stereotipi in testa sulle scuole di serie A, le scuole di serie B, eccetera. Io ritengo invece che chi è in prima linea siano proprio le scuole che seguono questo tipo di percorsi, danno delle competenze, su questo il dottor Bussetti credo abbia insistito in tutti i suoi interventi pubblici, danno delle competenze reali, delle competenze spendibili. Non significa appiattirsi sul modello europeo, che comunque è positivo, abbiamo qui chi lo rappresenta, ma significa rendere i nostri studenti in grado di essere competitivi, una competitività positiva. Il termine competizione spesso viene visto in senso negativo, invece qua si parla di competitività positiva, essere in grado di avere delle competenze spendibili, reali, concrete, che daranno anche la possibilità di portare a una diminuzione di un fenomeno che sicuramente come Regione Veneto stiamo tenendo bene sotto controllo, che è il fenomeno della dispersione, e nel post scuola il fenomeno dei NEET, ma io credo che anche questo sia strettamente connesso con il fatto di essere in grado
di sapere a che cosa vanno incontro, di conoscere le realtà del territorio. Leggevo proprio pochi giorni fa un intervento del mio direttore in merito alle professioni presenti sul territorio. Molte di queste non trovano un riscontro nelle competenze degli studenti, quindi è giusto che ci sia proprio finalmente un rapporto stretto tra le competenze richieste e le competenze date. Ripeto e ribadisco, scusatemi, ma occupandomi dell'orientamento e dispersione e vedendo molto spesso famiglie che sono assolutamente disorientate e che da questo punto di vista non hanno purtroppo avuto le informazioni diciamo complete, sarebbe bene che nei momenti di orientamento, non solo Open Day, bisogna cominciare a ripensarlo anche a questo benedetto orientamento, si diano informazioni veramente reali anche su questo tipo di percorsi e diciamo permettendo anche per esempio il discorso di ridurre il mismatch tra uomini e donne. Prima abbiamo visto dei dati completamente diversi tra il maschile e il femminile, altro stereotipo ovviamente che insiste e influisce moltissimo sull'orientamento. Ecco, è un paradigma culturale quello che va cambiato e credo che l'ufficio scolastico lavorerà sicuramente in questa direzione in modo molto attento. Ringrazio tutti perché riporterò ovviamente quanto ho sentito stamattina al dottor Bussetti in modo che si possa lavorare in maniera sempre più concreta e sempre più in contatto con le scuole e col mondo reale. Grazie a tutti. Grazie a lei dottoressa. Le chiedo molto brevemente un'altra cosa. Perdonate, tocca fare. Grazie. Approfittiamo della vostra presenza con due domande ciascuna. Parlava di sensibilità delle famiglie, accennava all'inizio anche delle scuole, no? Cioè la vera, diciamo, sensibilità da sviluppare forse è quella delle scuole che devono avvicinarsi di più a questo strumento. Ecco, l'ufficio regionale ha degli strumenti molto, molto pragmatici, cioè molto, molto concreti, non lo so, dico una cosa banale, una circolare che imponga un certo numero di apprendistati che si possono attivare nella scuola, cioè sono possibili strumenti più, diciamo, concreti in questo senso? Allora, la parola imposizione non possiamo utilizzarla assolutamente, perché quando si usa la parola imposizione siamo perdenti in partenza, no, quindi assolutamente... Ho sbagliato io. Diciamo sensibilizzazione, sicuramente sì, nel senso che come ufficio si sta lavorando moltissimo, ad esempio, perché chi fa la scuola sono sicuramente i dirigenti, ma sono gli studenti, ma sono i docenti, quindi l'opera di formazione dei docenti è in partenza, ad esempio, è appena iniziato e poi continuerà tutto il 2027 un corso di formazione sulla didattica orientativa che è fondamentale e che ovviamente andrà a incidere anche sul sistema duale, perché se si fa didattica orientativa e si capisce che cos'è la didattica orientativa, che non è dare informazioni ma utilizzare le proprie discipline per far scaturire, diciamo, un po' quello che è il daimon interiore, no? Quella che è veramente diciamo così, la propensione e il talento del singolo studente. Ecco, sicuramente questo potrà essere raggiunto attraverso una formazione, una sensibilizzazione, soprattutto far capire ai docenti che non è un lavoro in più, perché si sentono sommersi, lo sappiamo benissimo, da 3.000 cose che devono fare, 3.000 circolari che noi mandiamo, quindi veramente a volte abbiamo le orecchie che fischiano. Però abbiamo avuto un gran numero di iscritti a questo corso di didattica formativa e visto che siamo nel Trevigiano, il numero maggiore di iscritti è della provincia di Treviso, 130 contro una cinquantina di iscritti nelle altre province, quindi vuol dire che si sta lavorando e io credo molto nella didattica orientativa perché significa proprio cambiare l'idea dell'orientamento che non è quello che si faceva. Diciamo così, illo tempore, ma anche che si continua a fare finora. Grazie. Bene, grazie a lei. Allora, Elena Donazzan non ha bisogno di presentazioni, puoi usare questo. No, perché gesticolo. Okay, perfetto. Allora, questo lo spegniamo, se no fischia tutto. se no è a rischio. Segretario, no, le voglio troppo bene. Allora, no, volevo solo dire che non ha bisogno di presentazioni Elena Donazzan perché è qui in veste di europarlamentare, ma in realtà di grandissima conoscitrice, insomma, del mondo della scuola e del lavoro, per cui
chi meglio di lei ci può fare anche un excursus, se vogliamo, no? Su quello che è successo in questa regione, anche a livello proprio di esperienza di apprendistato duale. E poi ti chiedo anche, scusami, ci conosciamo, certo, per cui ti do del tu. Cosa succede in Europa in questo settore? Cioè come agiscono gli altri paesi? Cosa possiamo imparare? Che best practice possiamo imparare noi dagli europei? Sì, intanto grazie. Più che una grande conoscitrice di questo appuntamento, io sono una frequentatrice continua. Ringrazio Rossella per tenermi sempre aggiornata. Alle volte non riesco in presenza, oggi tenevo particolarmente ad essere qui, l'anno scorso feci dal video perché ero appunto impegnata, peraltro ricordo, in una discussione proprio sull'utilizzo del Fondo Sociale Europeo per i prossimi 6 anni, quindi su questo lascio un inciso perché ci torno, avendo oggi io un ruolo, quello di vicepresidente della Commissione Industria, Energia e Ricerca del Parlamento Europeo, sono anche membro della Commissione EMPL, quindi è quello dell'employment, ma lì c'è il fondo sociale e il raccordo tra mondo della formazione e inserimento al lavoro. Lì si discute il Fondo Sociale Europeo che per tanti anni prima ho avuto la gioia, non è né un onore né un onere, è una gioia, di avere governato questa regione meravigliosa per 19 anni. Io ho visto 4 fondi sociali, uno al termine, uno era già programmato e l'ho gestito tutto, uno l'ho gestito completamente e l'ultimo l'avevo incardinato. Perché mi serve questo con questa continuità? Anche per dare un giudizio su questi 10 anni qui. Il primo giudizio è estremamente positivo, faccio anch'io i pro e i contro, Ettore mi è piaciuto il suo schema mentale, la copierò. Parto però dai pro. I pro è che questa forma di dialogo, il dialogos, cioè noi ci scambiamo delle informazioni allo stesso tavolo. Metaforicamente questa sala è sempre stata in 10 anni un grande, vero, libero, sereno confronto. Su obiettivi, secondo punto. Il secondo punto come obiettivo è un altro pro, perché in questi anni, così rispondo esattamente alla domanda, che cosa è cambiato? Molto, non farò l'apologia di me perché non esiste l'apologia del noi. In Veneto, e lo restituisco ringraziandola di cuore, restituisco questa informazione di questo tavolo al sottosegretario Frassinetti perché qui è accaduto e sono accadute delle cose. Il primo accadimento è che non c'è stata mai una dialettica di rottura quando noi guardavamo all'obiettivo di aiutare le imprese e parimenti i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro. Non c'è scontro, qui c'è condivisione. Il secondo obiettivo raggiunto, molto alto a mio parere e molto ben risultato, cioè misurabile, è che noi siamo passati dalla formazione professionale residuale, cioè nel senso era contenuta in un residuo di spazio, chi non faceva delle cose andava in formazione professionale, a una scelta completamente diversa. Pubblico, privato, parimenti trattati. La formazione professionale in Veneto ha una storia antica, ci è stato raccontato dell'Epido Rocco dal 1905, ma vi sono scuole della formazione professionale di ispirazione cristiana cattolica, con al centro la persona nei suoi talenti, che ha lavorato perfettamente con il mondo dell'istruzione professionale dello Stato nel confronto. E quindi la formazione professionale è diventata, lo dico al sottosegretario, qui un fiore all'occhiello. In tutte le regioni italiane prevaleva la licealizzazione, per certi aspetti anche pericolosa, perché vai solo su un unico spazio, non guardi i talenti dei ragazzi, non guardi il tessuto del territorio, che magari ha bisogno di altre figure di riferimento per entrare meglio nel mondo del lavoro, e si andava verso la licealizzazione. No, qui in Veneto non è accaduto e da oltre 15 anni noi abbiamo dati di iscrizione al mondo della formazione professionale, istruzione professionale e istruzione tecnica che battono i licei. Sono una liceale ex ovviamente da Mo', e non è una demonizzazione, è un equilibrio. Terzo fattore positivo, questo equilibrio è dato dal continuo scambio di stimoli
Se le imprese hanno bisogno, per far crescere una società e un territorio, di avere risposte, beh, le dobbiamo trovare insieme. L'impresa non può venire a chiedere il fatto finito, pronto e cotto, mangiato, ma che dicono quelle pubblicità lì? Io, non sapendo cucinare, sono molto per il pronto, cotto, mangiato. Ma non è questo il percorso della scuola e della formazione, non è possibile questo. Noi immaginiamo che cosa accadrà quando una creatura del Signore entra nel mondo della formazione. E la capacità dei docenti, e su questo ringrazio veramente l'intervento appassionato del preside, quel tafano, dobbiamo sentirlo tutto, è una tarantola che ci deve mordere, perché noi dobbiamo avere, pensate, la capacità di vedere e di leggere che cosa accadrà nei 10 anni successivi. Ci arriva una creatura alle scuole secondarie di primo grado, ex medie per noi anziani, dobbiamo fare quell'orientamento che dice l'ufficio scolastico, al meglio, dobbiamo contemperare le esigenze, quelle delle imprese, quelle del territorio, quelle dei talenti della creatura, non sono dell'impero sovietico che prendo e dico mi servono 500 lavoratori della meccanica raffinata e quindi li introduco lì. No, devo far capire che c'è un percorso formativo che lì avrà uno sbocco anche occupazionale. E quindi la motivazione dei docenti e la motivazione del territorio. Infine, chiudo e poi vado solo a un negativo. La cosa che è accaduta qui è che abbiamo saputo disperdere il meno possibile. Anche sui dati della dispersione scolastica siamo i più bravi. Non è merito di uno, se no, preside, li formeremo ben così e basta. No, è una comunità che apre le porte, così saluto e ringrazio il sindaco, nella condivisione. Questa è una sala pubblica tra le più prestigiose e sono molto felice che il sottosegretario Frassinetti, che come me ama la storia e ama la storia della Grande Guerra in particolare, sia qui dentro, nella città della vittoria. Ma vuol dire un'amministrazione comunale che dialoga con la scuola, che dialoga con le proprie imprese, che cerca di favorire questo incontro. Fine, ultimo, parte negativa che è parte construence anche per me. Ultimamente vengo sollecitata molto e mi sta aprendo un'altra prospettiva perché ci occupiamo della risorsa più importante, quella umana, quella per cui Barone ha detto attenzione, è scomparso un paese. Quando scompaiono 3.000 persone, io abito a Pove del Grappa, ragazzi, non so se sapete dove sia, ma è ai piedi del Monte Sacro alla Patria e siamo 3.000. È come se dal 2012 a oggi ci fosse stata la distruzione di Pove del Grappa. A me fa venire l'angoscia. Allora dobbiamo, parte negativa è questa, sono questi numeri terribili, c'è la poca speranza che diamo ai ragazzi e gli diciamo poco quanto è bello generare vita familiare, vita di figli, vita di famiglia, vita di impresa. Parliamo poco con loro. Allora chiudo così e do un'informazione solo sull'Europa. Abbiamo bisogno di parlare di più con i ragazzi e sono loro che ci possono dire molto. Guardate, non sono quella che dice sono loro che ci danno la soluzione, ma se non comprendiamo questa risorsa così preziosa facciamo ben fatica poi a costruire il resto del sistema. Infine, Europa. Io oggi mi occupo del Fondo Sociale Europeo che avrà la sua caduta nei prossimi 6 anni. Sarà molto più centralizzato, ovvero le regioni dovranno molto più dialogare col sistema nazionale, quindi col sistema paese. Pro contro, non lo so, io sono abituata a giocare con le regole che ho, non è che le definisco, cerco di capire più che altro che tipo di caduta. Di sicuro la differenza italica è tanta. Cioè nord e sud sono molto diversi e quindi dovremo dare risposte anche diverse, ma sono diversi anche i risultati. Allora aiutare anche il sottosegretario e il sistema nazionale a leggere quello che di buono c'è, questo è un modello. In Veneto è un modello di sicuro su questo, su altre cose forse anche, ma insomma su questa di sicuro. Il Fondo Sociale avrà un risultato importante e io sto mettendo tutta una serie di emendamenti all'interno per favorire l'istruzione tecnologica superiore. Perale oggi ce l'ha detto, quei numeri dell'apprendistato di terzo livello sono tutti figli di quella formazione lì. La filiera verticale vuol dire che la nostra creatura può trovare tutte le risposte in una prospettiva professionalizzante che io voglio vedere finanziata dal Fondo Sociale Europeo.
E gli altri emendamenti che sto mettendo sono tutti di raccordo tra mondo della formazione, ovvero scuola, lato sensu, e il mondo dell'impresa. Perché io credo che, date le pochissime risorse, dobbiamo renderle felici, Ettore, di lavorare, come ha fatto lei, di avere un'azienda felice, che io ho già visto qui in qualche altro anno, quindi sottrae tempo al suo lavoro, dove fattura per tutti noi, lo dico anche ai ragazzi, anche quando si dice, lo dico a me come politico, io devo aiutarle le imprese, oggi sono loro che ci salvano, cioè chi salva questo tenore di vita economica sociale sono le imprese, non ce n'è altro. E siccome ho ben chiaro che cos'è il rischio della deindustrializzazione, siamo a pochi passi da Electrolux, ve lo dico con gravità di parole. Quindi abbiamo bisogno di stare molto insieme, di scambiarci le informazioni, di guardare all'obiettivo. E l'obiettivo per me ha un raccordo, scuola-lavoro, pubblico-privato, di condivisione, di motivazione, ma è questo il raccordo necessario. Allora avremo non solo tanta speranza, ma anche tanta gioia di continuare a vivere questi nostri territori. Grazie. Grazie onorevole, grazie davvero. Estremamente completa. Allora, passerei la parola subito al sottosegretario. Allora, abbiamo sentito tantissimi spunti e ovviamente le chiedo in tutto questo scenario come si colloca l'attività del governo anche alla luce di un PNRR che ha dato dei finanziamenti per lo sviluppo di questo strumento, ma poi c'è stata una messa a terra forse limitata o forse deve ancora trovare la sua collocazione, e su questo le chiedo chiaramente un aggiornamento e poi le chiedo anche una sua riflessione su tutto quello che ha sentito, come va migliorato anche il rapporto tra scuola e impresa, come può un governo regionale migliorare l'utilizzo, la sensibilizzazione dell'utilizzo di questo strumento. Intanto ringrazio per questa opportunità, ringrazio l'amica Elena Donazzan, il sindaco e tutti voi, i rappresentanti delle imprese, la rappresentante dell'ufficio regionale scolastico del Veneto. Ma innanzitutto parto dal fatto che con Elena ci siamo scambiati tante informazioni, anche abbiamo riflettuto molto su questo e lei mi ha portato, perché io vengo da una cultura prettamente umanistica, ho tra i miei programmi nei prossimi giorni quello di effettuare una riflessione, un convegno per il rilancio del liceo classico, quindi insomma diciamo che provengo da una parte che sembrerebbe con un'ottica superficiale distante da questa, ma distante non è. Proprio perché parlando con Elena, ero in Veneto anche un mese e mezzo fa e abbiamo fatto una cena con gli imprenditori, ieri ero a Venezia nell'ITS che si occupa di logistica per istituire la figura del commissario di bordo, quindi anche per razionalizzare il rapporto col mare che deve essere secondo me molto più fruttuoso. Penso che la scuola, la visione che bisogna avere dal Ministero deve essere ovviamente una scuola a 360 gradi. Ho l'orgoglio di poter dire, perché dovete sapere che l'incubo del politico è andare a qualche convegno, parlare e dire solo parole, 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 senza parlare di fatti concreti. Ecco, io direi che per fortuna ho dei fatti concreti da portare così alla causa della connessione, chiamiamola così, della vicinanza tra scuola e lavoro, che è la riforma del 4+2, che è una riforma articolata, fortemente voluta dal ministro Valditara e anche condivisa da me ovviamente, che vuole proprio andare a riqualificare le scuole professionali e tecniche. Quindi noi abbiamo questa volontà, l'abbiamo fatto con la filiera, lasciando naturalmente anche le esperienze, i percorsi ai 5 anni sia di professionale che di istituto tecnico, però diciamo che
questa riforma del 4+2 avvicina, a nostro parere, le imprese e il mondo del lavoro, anche perché poi c'è anche l'esperienza dell'ITS, prima parlava un direttore di ITS, noi abbiamo pensato che gli ITS potessero essere quell'anello mancante nel sistema educativo italiano che potesse dare un'alternativa agli studi universitari mantenendo i rapporti con le imprese. Quindi noi abbiamo avuto anche dei dati soddisfacenti, perché questo sistema 4+2, che era solo sperimentale, è diventato ordinamentale e gli iscritti sono sempre in aumento e sono in aumento anche le richieste di poter attuare concretamente questo sistema. Inserire l'apprendistato, che siccome non si ferma mai la Donat-San, sarebbe veramente un salto di qualità fare il 4+2 dandogli questo indirizzo. Quindi su questo lavoreremo, ma sono rimasta soddisfatta perché prima di venire qui ho avuto ovviamente un confronto con gli uffici, perché c'era qualcuno un po' meno preparato che diceva ma con noi il Ministero cosa c'entra? Invece il dirigente preposto mi ha detto ma no, caspita, se c'entra, perché noi con questa riforma abbiamo tutte le possibilità di valorizzare questo apprendistato, perché anche se vogliamo parlare di dispersione e di contrasto alla dispersione, anche questo è un grande strumento di riduzione della dispersione scolastica. E noi abbiamo dei dati molto importanti, perché adesso ci attestiamo all'8,2 sotto la media UE che era del 9,1%, e quindi con 5 anni di anticipo andiamo sotto all'obiettivo europeo, che era quello del 9 nel 2030, e abbiamo l'8,2, l'avevamo già l'anno scorso, il 2025. Quindi questa riduzione dell'abbandono scolastico è dovuta a tanti fattori, ma credo che anche aver avuto l'intuizione e la capacità di introdurre questa filiera del 4+2 possa essere veramente importante anche da questo punto di vista. Poi non voglio sfuggire al fatto che ci siano state polemiche sulla nuova riforma, ma la nuova riforma, che oltretutto è stata istituita dal governo precedente, ma si sono ben guardati dal dirlo, ma nonostante questo noi crediamo che tutta questa preoccupazione per la deriva aziendalista che molte volte i sindacati mettono in campo non sia veritiera, perché andare a far sì che uno studente o una studentessa possa praticare, prima si parlava, diceva proprio Ettore, che un conto è vedere i macchinari a scuola, un conto è vederli nell'impresa, e segnano secondo me una forte caratterizzazione dello studio. Quindi non è una deriva, semmai un arricchimento, una preparazione a entrare nel mondo del lavoro con delle maggiori capacità. Bisogna tenere insieme, è già stato detto, tenere insieme tante anime, bisogna che comunque il Ministero non rimanga fuori da questa partita, assolutamente, e quindi questa distinzione con le regioni è molto importante, se ha poi una caduta di sintesi nel fatto che il Ministero e il governo italiano rimanga sempre al centro di questa evoluzione, secondo me, delle scuole. Quindi direi che questo è molto importante, il dialogo e anche la capacità di essere attrattivi con un orientamento che non si riduca più soltanto alla visita al salone raccogliendo tutti i dépliant, un po' come se si andasse alla fiera così del cavallo, ma un orientamento costante anche fatto sui banchi di scuola. Quindi orientamento, capacità di avere una visione a 360 gradi
e anche di mantenere la cultura generale che c'è, non è vero che è sparita, insieme all'attività laboratoriale che è un punto irrinunciabile in un percorso di apprendistato e anche poi in un ingresso nel mondo del lavoro. Grazie. Grazie sottosegretario. Chiedo anche a lei una cosa molto pratica, pragmatica. Nella visione della 4+2, nella riforma del 4+2, come si potrebbe inserire un apprendistato duale che in questo momento coinvolge gli studenti di quarta e quinta? Mi spiego, ci sarebbe una sorta di anticipazione al terzo e quarto anno e poi le chiedo anche, parlavo prima di liceo classico, è pensabile che il 4+2 possa coinvolgere anche altri istituti? Adesso diciamo la sensibilizzazione è sugli istituti tecnici professionali, però un liceo scientifico perché no? Guardi, io sono molto sincera, io personalmente sono contraria alla riduzione a 4 anni del liceo classico e del liceo scientifico, anche se ci sono invece anche nella stessa maggioranza delle idee contrarie. Penso che sia un tipo di studi diverso e che se vogliamo anticipare, se abbiamo l'ansia di essere al pari con l'Europa, magari si potrebbe lavorare anche sulle scuole medie, che sono un po' un anello debole del sistema. Come i modelli spagnolo, esatto, non ricordo più i paesi, ma ci sono... Sì, quindi non sono contraria a un ingresso, diciamo, anticipato di un anno come è in Europa, ma lavorerei su un altro tipo di ciclo. Sono argomenti delicatissimi perché poi, come sapete, i docenti giustamente sono sempre molto cauti nel recepire quando poi dal di fuori, perché loro vivono la scuola, dal di dentro molte volte invece c'è qualcuno che gli impone un po' dei cambiamenti. Invece sull'apprendistato nella filiera è evidente che ci potrebbe essere una anticipazione al terzo e al quarto anno, lavorando in questo modo. Lavorando anche, immagino, sulle tutele dello studente che a quel punto sarebbe minorenne e avrebbe tutta un'altra serie di complicazioni all'interno delle aziende. Quello sarà sicuramente affrontato perché quello è un problema, però sulla sicurezza si è fatto molto. Prima qualcuno ha accennato a questa problematica, noi abbiamo addirittura una legge parlamentare che ha fatto sì che sia obbligatorio apprendere determinate regole sulla sicurezza, anche sulla sicurezza sul lavoro, perché c'era un po' uno stato di disinformazione molto, molto grave, secondo me, anche tra gli studenti che poi devono andare a vivere concretamente queste situazioni, banalmente dalla conclusione di un contratto a cosa ci vuole per la sicurezza in un cantiere, perché gli infortuni sul lavoro purtroppo tutti i giorni ci portano a dover essere responsabili su questo, cioè a essere molto cauti e anche capire che certe forme di alternanza scuola-lavoro in passato hanno un po' trascurato la didattica e questo governo ha cercato di rideterminare i punti di contatto in modo che non sia più così. L'alternanza scuola-lavoro vede la didattica e l'insegnamento al ragazzo come prioritario e le imprese più responsabili e più importanti lo sanno e si comportano di conseguenza. Grazie mille. C'era un'ultima battuta che voleva fare l'onorevole Donat-San, prego. Sì, stavo dicendo che condivido tutto, quindi non ripeterò quanto detto al sottosegretario, anche rispetto all'importanza della nostra cultura classica, ma non è dicotomica, sono equilibri, c'è spazio per la nostra grandissima cultura italiana, è questa. Quando un'azienda, io ho gestito tante volte tante aziende in crisi, mi arrivava il cacciatore di teste, mi diceva che avrebbero voluto come management della riorganizzazione dei processi, non solo della parte delle risorse umane, un laureato in filosofia in Italia che avesse fatto formazione classica conoscendo l'inglese. Punto.
di identikit. Poi mi dicevano, noi veniamo qui perché nella filiera c'è tutto, mi facevano il segno del compasso, ragazzi, ci mettevano un punto col pollice, ma i diversi, ho detto questi si sono scambiati informazioni tra di loro, mi fanno tutti lo stesso gesto, e lo gesto era: troviamo la parte di formazione, di capitale umano, di risorse umane, che sanno risolvere i problemi nell'intera filiera produttiva, e guardavano all'istruzione tecnica, professionale. Allora io, rispetto a quello che ha detto il sottosegretario, rilancio e dico, perché la domanda è difficile quella che hai fatto: si può fare l'apprendistato così come l'abbiamo fatto in questo bellissimo 10 anni di esperienza, che io spero abbiano 10 anni più 10, perché dobbiamo vedere e traguardare, quando qui, lo dico al preside, di cui ho apprezzato assolutamente l'intervento, quando lei dice, mi sono appuntata, c'è una relazione quotidiana, poi dice quasi quotidiana con le imprese, lei ha detto la cosa più giusta. Siamo noi che, con le buone pratiche di cui ha parlato sempre lei, possiamo dare stimoli al decisore pubblico, politico, dal basso verso l'alto. Allora la soluzione di come poter fare l'apprendistato, se farlo in un modo o farlo in un altro, non è calata dall'alto, taglia unica, valida per tutta Europa. Siamo diversi tra Veneto e Campania. Allora la flessibilità di un governo, che però deve tenere centralmente le linee, è fondamentale. Più stimoli diamo, più soluzioni pratiche possibili, meglio riusciremo ad affrontare il problema. E quindi io ringrazio il dirigente scolastico, perché mi ha molto appassionata nel suo intervento iniziale, volevo dirglielo, lo dico pubblicamente, e spero veramente di poter continuare a camminare insieme così. Grazie davvero ai nostri ospiti, che prego di rimanere qui, perché adesso, evocato più volte, chiamiamo nuovamente il preside Lodesani per la chiusura finale di questa giornata, e i saluti, anche insomma tirare un pochino le fila della giornata. Allora, penso che poche cose siano difficili come provare a tirare le fila di una giornata come oggi, però è anche una sfida, e comunque conto sulla veramente grande attenzione che tutti hanno manifestato. Andrò poco più che per spot. Il sindaco ci ha detto soddisfazione, e poi ha fatto una sottolineatura, la parola apprendistato, no? Che smuove un po' i ricordi del cuore. Parola degli anni 50-60 che dice l'apprendere da chi sa fare, non dai libri, non da chi svogliatamente, semmai, ammesso che possa mai esistere da dietro una cattedra, ripete qualcosa, ma da chi sa fare, dall'artigiano. Quindi l'apprendere come parola del cuore. Aurea la testimonianza del vicepresidente Salvador, quando dice che è lo sviluppo etico è in funzione del progresso, cioè non c'è sviluppo etico senza progresso, non ci può essere progresso senza anche uno sviluppo etico. Potrei continuare ancora: stare bene tutti per il vero progresso, forse stare bene tutti per stare bene veramente, e dignità del lavoro, dignità alla persona, perché cambiano le tecnologie, così è stato detto, ma i valori devono rimanere. È stata poi la volta delle aziende. Con Confindustria abbiamo visto come l'apprendistato crei un contatto privilegiato con le scuole, pur in mezzo alle difficoltà che quotidianamente o quasi quotidianamente affrontiamo, e posso dire che in gran parte superiamo. È del resto un'opportunità condivisa per la scuola, per la famiglia, forse, come diceva la professoressa Schiavon, per la famiglia è un'opportunità che ancora non è stata del tutto colta. Con Confartigianato abbiamo visto come ci siano differenze fra quanto riusciamo ad applicare del nostro alternanza in Italia, probabilmente, anzi assai probabilmente anche all'interno dell'Italia fra nord e sud, e poi con un nord Europa invece nel quale una prassi del genere è la quotidianità, è la normalità.
Poi le slide e i dati del dottor Barone che tutti abbiamo sentito con attenzione, direi anche con qualche preoccupazione, perché è sparito quel paese, ma sono spariti anche tanti giovani in età scolare, erano dai 15 ai, abbiamo visto, dagli 8.000, dai 7.830, no? Sono passati ai 5.743 e quindi è un'azione sistemica quella che deve essere di tutela di nuove parti della società, deve essere anche quella di dare fiducia ai giovani affinché investano nel territorio, investano nella famiglia, investano nel futuro. C'era poi anche quel dato sul quale torneremo della quasi irrilevanza numerica dell'apprendistato di terzo livello, i 160-170 iscritti. È stata poi la volta della tavola rotonda con la testimonianza delle scuole, Giorgi Fermi, dopo una sempre utile, noi a volte la diamo per scontata, ma ricordare gli anni coinvolti, le classi coinvolte, le modalità è stato, penso per molti comunque utile. L'approfondimento interessante che è una conoscenza del contesto lavorativo diretta, oggettiva, ma nel pieno delle tutele della scuola e del contratto collettivo nazionale. Sicuramente apprezzabile l'accenno all'inclusione che anche in un progetto impegnativo comunque ha un posto particolare e che richiede un'attenzione particolare da parte della scuola e, come è stata testimoniata, un'attenzione particolare da parte delle aziende. Nella conclusione, come dire, posticipata dell'intervento si è parlato di fiducia delle famiglie nella scuola, fiducia del sistema nelle aziende, fiducia delle persone, dei nostri ragazzi, nello Stato, nel sistema che si occupa di loro a 360 gradi. Forse, ecco, ci diciamo a volte a scuola, i ragazzi se sono, dico una parola, io li vedo a volte arrabbiati e dice perché non ci accorgiamo di loro, a volte vogliono soltanto attirare l'attenzione. Ecco, un sistema, anche quello di oggi, che si occupa di loro a 360 gradi, credo che sia la risposta più importante ma anche più oggettiva a quella rabbia, a quel desiderio di attenzione. Dal Sansovino Obici abbiamo visto come sia già un bilancio positivo, c'era la necessità di una sorta di tagliando, un accenno puntuale riguardo all'apprendistato duale come una risposta a precisi indirizzi scolastici che in un periodo più limitato di formazione non avrebbero possibilità di esplicare alcuna positività. Fra l'altro un dato per le scuole non secondario, il passaggio da 90 studenti a 160 e quindi la partenza di due quarte. Altro prezioso e da ricordare accenno operativo, l'apprendistato duale necessita di una attenzione nello svolgimento dell'esame di Stato ad ogni livello, da quello dei docenti, dei ragazzi, dei decisori politici. La Lepido Rocco ci ha ricordato come da loro venga praticato l'apprendistato fin dal 2017 con numeri importanti e si è parlato di sfida, quindi fiducia, quindi impegno, quindi sfida. È stata poi la volta delle aziende, SIPA, esperienza positiva, per colmare anche il divario fra le competenze teoriche e invece le competenze pratiche che servono per affrontare realmente il mondo del lavoro. E poi un passaggio molto bello, farlo anche come responsabilità sociale nei confronti del territorio. Il territorio che ha una responsabilità sociale, se vogliamo, nei confronti delle aziende, quello di conoscerle, ma d'altra parte c'è la responsabilità delle aziende di operare al meglio per il territorio sul quale insistono. È stata poi la volta della OMEC, bello, quando si è detto che l'apprendistato raggiunge un obiettivo decennale per
perché appunto si vedeva che non era altrimenti risolvibile il mismatch. E un altro passaggio prezioso, per me, detto con questi termini, anche illuminante: far conoscere il lavoro, quindi un'attività pratica, per aumentare la voglia di studiare. Geniale, geniale. E cercheremo tutti di seguire questo input. Il presidente dell'ITS Veneto ci ricorda come provengano da loro i 160 iscritti all'apprendistato di terzo livello e che quel numero sia tutto sommato un problema, visto la grande, questo mi è sembrata la caratteristica positiva maggiormente sottolineata, l'estrema flessibilità dello strumento, che evidentemente ancora non è stata perfettamente colta. Dulcis in fundo Ettore, il nostro Ettore, se mi posso permettere, mio e della preside Picchi, quando in una illuminata disamina dei pro e dei contro è stato in grado di scendere nello specifico, indicando laddove è possibile migliorare, indicando i grandi vantaggi che questa esperienza ha costituito per lui. Parte istituzionale, qui cercherò, ecco, più recente, e poi avete sentito dalla vera voce delle protagoniste, quindi sottolineerò soltanto per mio, penso, piacere, ecco, e vostro, mi immagino, alcuni passaggi particolarmente interessanti. Professoressa Schiavon, abbiamo parlato di ascolto, di formazione dei docenti, ars longa vita brevis. Abbiamo, sì, questo lo devo ricordare, abbiamo detto che basta con la vulgata delle scuole di serie A e di serie B, perché diciamocelo, è una contraddizione in termini: o si è scuola di serie X e basta, o non si è scuola. La scuola che pensa di essere di serie A e quindi soprattutto pensa che ci siano le scuole di serie B non è quella scuola che noi vogliamo e pensiamo debba essere la scuola che vogliono tutti. Mi permetto soltanto, sono due sottolineature finali. L'apologia del noi. Certo, onorevole Donazzana, non è possibile fare nulla da soli, non è possibile fare cose belle pensando al me, all'io, ma appunto fornire eventualmente noi stessi come un modello di buone pratiche di volta in volta al governo nazionale, alle altre parti d'Italia, all'Europa, dalla quale saremo noi pronti a prendere l'altrettanto. Infine, per l'onorevole Fassinetti, una chiamata in correità. Ho anch'io una formazione umanistica, ho insegnato per 20 anni latino e greco, quindi penso che sia un onore anche riuscire a portare un contributo che viene da origini diverse in un ambito diverso, ma comunque interconnesso con la nostra formazione. Finisco con una frase, è questa, ancora più in alto. Prima ho terminato con la provocazione del Tafano, adesso termino con la provocazione cambiando una parola della Costituzione. L'articolo 4 sul lavoro, comma 2, dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Ecco, io vorrei cambiare dicendo che ogni cittadino deve avere il piacere, deve avere l'onore, deve avere la possibilità di svolgere con la propria scelta, il proprio lavoro, un qualcosa che sia utile per il progresso materiale e spirituale della società. Grazie. Grazie mille, Preside. Io mi alzo nel frattempo perché
mi avvio alle conclusioni e siccome il sottosegretario poi deve prendere anche un treno, volevo ringraziare il preside innanzitutto, voi presenti che siete stati qui fino ad ora e soprattutto le nostre ospiti e anche gli altri ospiti dell'altra tavola rotonda. Credo che prima di congedare gli ospiti ci siano dei fiori da consegnare, non so se ci sono, ecco, allora velocissimamente li consegniamo e intanto possiamo alzarci e eccoci qua. Facciamo un applauso finale. Perfetto. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi davvero. Grazie a tutti. Ricordo che c'è un aperitivo al piano di sotto, credo, non ricordo bene, sì, al piano sotto e grazie ancora, buona giornata.